9 ottobre 1971. Viene approvata la riforma fiscale. Uno degli obiettivi dichiarati della riforma è di fornire al governo centrale un maggior numero di strumenti per il controllo dell'economia. È in tal senso che va letta la drastica riduzione dell'autonomia tributaria locale. Si attribuisce al governo centrale la quasi totalità delle entrate tributarie. Con la riforma tributaria si avvia un rinnovamento profondo del sistema fiscale, con l'obiettivo di una determinazione dei redditi imponibili su basi analitiche e certe, basata su un più accurato accertamento delle fonti di reddito. Per effetto della riforma nasce l'IVA, imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore dal 1 gennaio 1973, poi l'IRPEF, imposta sui redditi delle persone fisiche, a partire dal 1 gennaio 1974, e infine l'IRPEG, imposta sui redditi delle persone giuridiche, che nel 2004 verrà sostituita dall'IRES.